Assessore Santoro, a distanza praticamente di solo 3 mesi dall'evento meteorologico che colpì la zona di Resia, causando gravi danni al tratto di strada regionale, oggi ci troviamo con il completamento della prima fase che riapre la circolazione. Una prova di efficienza per la regione e per FVG Strade? Beh, mi sembra del tutto evidente. Abbiamo promesso che oggi avremmo riaperto la strada e la strada è riaperta. Un atto dovuto per i cittadini, soprattutto di Ucea, che in questo modo si trovano a poter affrontare la stagione invernale con un collegamento ancora parziale, perché il senso unico alternato, ma un collegamento attuale e totalmente funzionante. Ringrazio FVG Strade, che in questo caso si è dimostrata davvero il braccio operativo della Regione, stanziati 700.000 euro da parte di FVG Strade stessa e 1 milione di euro in modo urgente da parte della Giunta regionale, ha fatto sì che potessimo far fronte a questo disastro che il fortunale del 10 agosto ha comportato in questa vallata. Un risultato evidente, un risultato tangibile, un risultato per il quale ci eravamo impegnati con tutta la popolazione. Sindaco, come commenta questa prima fase dei lavori che sono stati eseguiti dalla regione da FVG Strade? Non mi resta che ringraziare FVG Strade, la Protezione Civile e la Manutenzione Forestale, perché francamente non credevo assolutamente che si potesse realizzare in un tempo così breve. Sono favorevolmente impressionato perché quando, come ho avuto modo di dire, quando gli enti collaborano fra di loro, gli obiettivi non sono preclusi a nessuna situazione. Questa era una situazione di emergenza e francamente il tempo che ci è voluto per aprire questa arteria chiaramente è stato veramente favorevole, l'idea che mi sono fatto degli enti.